dobbiamo passare dai diritti ai progetti. Un'affermazione che fa pensare, visto che a pronunciarla è l'ex segretario provinciale della CISL trevigiana e si riferisce al futuro pensionistico di generazioni alle prese con un INPS sempre più in difficoltà a far quadrare i conti. Quelli che sono nati nel boom andranno in pensione e ci saranno di meno che verseranno contributi. Questo è un sistema che deve stare in equilibrio e quindi i nostri contributi, per il fatto che ci saranno più pensionati, poi grazie a Dio vivremo anche un po' più a lungo e quindi lo Stato potrà solo garantire ragionevolmente una pensione adeguata, però una pensione minima, non una pensione secondo le aspettative di molti cittadini. Prospettive già calcolate oltre 30 anni fa, quando dalle diverse categorie produttive trevigiane nacque uno dei primi fondi complementari del Veneto e d'Italia, studiato ancora oggi dai vertici dell'INPS. L'esperienza del Fondo di Solidarietà Veneto è eccezionale, perché l'ho studiata a fondo già quando ero a Roma, perché ho preso parte alla stesura della previdenza complementare pubblico impiego. 30 anni fa i primi a fondare il Fondo Solidarietà agli artigiani di Confartigianato Treviso in una sorta di federalismo pensionistico. Le risorse vengono gestite al modo dei veneti, che quindi con un po' di parsimonia, e quindi questo permette anche dei risultati migliori a chi ha gli investimenti là. Secondo, sono risorse che comunque possono essere utilizzate anche a ripercussione nel territorio veneto. Un esempio virtuoso che più di qualcuno nel tempo ha annunciato in altre regioni, presentazioni però rimaste purtroppo tali. C'è chi magari fa i proclami e chi fa le azioni. Nel nostro modo di operare, che la cosa pubblica va gestita con la massima attenzione. Le risorse degli altri sono in gestione e dobbiamo avere tutte le attenzioni perché queste risorse vengano gestite in maniera ottimale, come fa uno a casa propria.